66 bovini nel Padovano morti contemporaneamente, improvvisamente e inspiegabilmente. Scattano le indagini, poi la drammatica scoperta: erano stati uccisi dall'inalazione di oleandri bruciati in un campo attiguo all'allevamento. Questo uno dei casi studiati dal servizio veterinario dell'ULSS Eugania e che è stato presentato anche in un approfondito articolo scientifico in cui si evidenzia che anche l'inalazione del fumo di oleandro e non solo l'ingestione può essere letale. Il caso della morte di 76 bovini è scoppiato una domenica mattina. Un allevatore ha chiamato il servizio veterinario segnalando che più di un terzo dei suoi 205 bovini da ingrasso erano morti improvvisamente e inspiegabilmente. I veterinari si sono subito messi all'opera per capirne le cause. Sono state avviate indagini a campione e si è accertato che non si era in presenza di malattia. Poi la scoperta: da quanto avevano detto l'allevatore, erano stati bruciati dei rami di oleandro e il fumo, per via della bassa pressione atmosferica, era entrato nella stalla. I bovini avevano manifestato difficoltà respiratorie. Il maggior numero di animali morti, inoltre, si trovava proprio in prossimità del punto d'ingresso del flusso d'aria rispetto a dove era stata fatta la bruciatura. Un familiare dell'allevatore, intervenuto subito dopo il fatto, aveva accusato gli stessi sintomi ed era stato portato in ospedale, dimesso qualche ora dopo per miglioramento dei sintomi. Di questo ed altri casi si discuterà nell'ambito della plenaria 2025 del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS Euganea a Piove di Sacco.